Al contadino non restava che rivolgere lo sguardo al cielo, in attesa della neve che faceva da madre al grano. Perché sotto la neve pan e sotto l'acqua fan. Appena spuntava il grano, si seminava erba medica o trifoglio per migliorare il terreno e garantire anche il foraggio. Giugno era il mese della mietitura e si sperava che fosse asciutto per un buon raccolto. La tempesta, ma ancor di più la pioggia, avrebbe rovinato le piante. Infatti si diceva: da San Vito a San Modesto pedo l'acqua del tempesto. Sulla soglia di casa, per scongiurare il brutto tempo e chiedere a Dio di proteggere il prezioso raccolto, si bruciava l'ulivo benedetto il giorno delle palme. Quando il frumento era prossimo alla maturazione, si preparavano gli attrezzi. La sierla, falcetto ricurvo, prima era battuta e poi affilata con la piera, tenuta nel coder, di corno o di legno, con acqua. Per tagliare il grano, l'attrezzo più usato era la sierla, che permetteva di lasciare crescere indisturbata l'erba. A volte veniva usata la falce, che tagliava più basso, ma rendeva veloce e più comodo il lavoro. Con l'arrivo dei coloni trevigiani, alcuni contadini hanno adottato la falce modificata che veniva usata in pianura.
Il frumento veniva poi raccolto in mazzi, i manot. Ai bambini il compito di raccogliere le spighe cadute e la spigolatura di biblica memoria si trasformava in un gioco che avrebbe assicurato un pugno di farina in più.